Ciao a tutti da Marco, oggi mini vlog e parlerò di quello che si trova al di sopra di quello che è denominato il nuraghe Costa Saverdera a Costa Re, siamo a Capoferrato precisamente. E quello che vedete qua è un ammasso molto grande, ha una massa importante ma soprattutto un volume che supera grandemente quello mio. Occupa tutto questo spazio, siamo al di sopra di quello che sembrerebbe un nuraghe. Siamo proprio sulla cima, dell'attuale cima del nuraghe, perché probabilmente molte delle pietre sono crollate. E comunque si vedono delle strutture intorno, che c'erano delle stanze, ma questa, guardate qui, guardate quanto è interessante questa tipologia di pietra, tutta che il calore ha fuso e anche agglomerato diverse tipologie di pietre, ma potete vedere è come se fosse vetrificata. Ecco qua, guardate, rossa, nera, piccole sfumature di blu, marron. Guardate che bella questa, guardate come sbilluccica al sole. E sotto invece è un materiale diverso, più pietroso, ma sopra la temperatura l'ha fusa. E questa qui è veramente grande, ma a fianco ne abbiamo un altro. Guardate, vetrificata anche questa, con queste striature di rosa che rendono bellissimo questo agglomerato di metallo fuso, di metalli e pietre fuse. E guardate dove ci troviamo, davanti al mare, lì dietro questa pianta a Porto Pirastu, tutta a Costa Rei davanti ai nostri occhi, e il Monte Verru qua dietro, questa bellissima vegetazione primaverile con queste piante a forma di campanella così viola, e questo grande ammasso di pietra fusa. Per oggi è tutto, vi invito a condividere i nostri contenuti e alla prossima, ciao da Marco.